trovavano tutte le sere sui locali della Madonna di San Pietro. Volevo ricordarli perché ecco, da questi festeggiamenti nacque questa idea improvvisa di queste corse dei cavalli e poi fu abbinata la corsa del Palio. Furono ripristinate le contrade che non avevano una struttura, ma niente, perché nessuno sapeva che cosa poteva nascere. Certo, e in 448 proprio questi signori hanno fatto qualcosa. Vogliamo iniziare con te, ti presento i nostri amici dei Mese News. Allora, Mauro. Albani, Mauro, storico. Contraiolo della Contrada del Borgo, vincitrice di un palio, vincitore di un palio nell'82. Come ha detto Beppe, nel 79 in effetti eravamo ancora Agli inizi proprio. niente, terra. Però già si sentiva che qualcosa poteva venire fuori, sia andando a cercare soldi per le case, sia anche se tutta roba insomma così, diciamo, però c'era il sentore che qualcosa, e infatti dall'80 in poi è uscito fuori quello che poi con l'anni si è sempre migliorato, poi per cambio di persone, cambio di regolamenti. Certo. E comunque è stata per me personalmente è stata una soddisfazione enorme. Per me, per Maurizio, per tutti loro. Abbiamo cominciato a portare i ragazzi dentro la contrada, l'abbiamo fatti dormire nelle panche della contrada, non è che li lasciavamo a sorgere come genitori. Certo, no. rimanevano lì. I nostri ragazzi ce li portavamo dietro e dormivano lì. Poi si portavano per le scuderie, farli innamorare dei cavalli e poi il risultato è questo che c'è oggi, sempre con... Io personalmente penso, non so se ho fatto bene o ho fatto male, questo non lo so. Penso di aver portato la prima volta un fantino. Vogliamo dire il nome? Sì, Canapino. Canapino, insomma, che la vostra contrada ha avuto un rapporto speciale. C'è state delle versioni contrastanti, fatto bene, fatto male. Per me ho fatto bene, perché se il Palio di Piancastagnaio è riuscito ad avere anche una certa rilevanza anche a livello nazionale, perché io mi ricordo un anno sulla spiaggia di Rimini, la famosa battaglia, diciamo, chiamando la battaglia tra Bastiano e Iaceto, l'ho letto sulla Repubblica. Certo, è vero. E per me ho fatto bene, perché è chiaro, forse qualche soldo in più l'avremmo speso, questo anche se ho dei dubbi, perché se rimanevamo sempre con Bruno Angelini, Poretto, così facile, i soldi non è che erano meno, con la differenza che al Castagnaio sono è data una visibilità. Certo. Mauro ci ha fatto un excursus a 360 gradi che ha toccato un po' tanti argomenti, anche problemi. Ma la tua contrada poi è stata, se ricordo bene, la prima vincitrice nel 79. Quando subito io ti dico poco perché sono entrato qualche anno dopo, quindi l'ho vissuta da esterno, l'ho vissuta forse. È stata l'unica cosa che Dio lo riposi in pace, dicesse Mauro. Ragazzi, mangiate intanto. Ha visto protagonista il mio babbo, questo sì. Il mio babbo non ha mai partecipato a queste cose, però a queste riunioni sulla Madonna, a preparare questo pari e tutto, ci andava volentieri e mi fa piacere ricordarlo in questa maniera. E niente, io l'ho vissuto che era già un pochino avanti negli anni, comunque mi fa piacere l'Albani quando parla della crescita dei figlioli di questi ragazzi all'interno della contrada. Quindi sì, ce lo vivo anche io, andavo a preparare il plastatone nelle cantine, i figlioli si addormentavano lì, oppure c'era ancora, era socialità, cosa che si sta perdendo purtroppo, perché il problema grosso ora è questo, che si perde proprio il fatto del sociale, e in questo le contrade danno una mano perché si può bene o male lì ritrovarlo. E sono tanti i ricordi legati proprio di questi figlioli e l'accanimento che hanno ora è proprio viene da questo fatto proprio di averla vissuta, a differenza di noi che l'abbiamo presa forse un pochino sotto gamba le prime volte, invece loro l'hanno vissuta e quindi sono veramente i figli del nostro Palio, i figli di una cosa in cui credono veramente.
Oh, scusate, siamo in cantina, l'abbiamo detto, deve essere una chiacchierata tra amici. Daniele, io vorrei ricordare il bar fuoricentro che ci ha offerto sia il pane che il vino per questa sera, il bar fuoricentro di Piancastagnaio, l'amico Alessio Manini che qui la videocamera e la sorella, la proprietaria di questa cantina. Però insomma Mauro e Marco state già toccando tante cose. Io vorrei anche far intervenire anche la parte. Allora, abbiamo parlato dell'inizio, i ragazzi dormivano sulle panche, siamo andati nel tempo canapini, tanto per. Marco ha parlato come anche un po' di carattere, lui lo conosciamo tutti, della socialità della contrada. Qui abbiamo Conte Eugenio, abbiamo Filippo, hanno toccato il tasto Aceto, Bastiano. Io vorrei che ravvivassero un pochino perché io un po' di qualità lo vorrei anche sentire. Maurizio, nei meandri, perché non è una riunione politica questa. Nei meandri di Palio, con Filippo, con la rivalità che c'è stata tra Castello e Voltaio, una rivalità schietta, che poi con amicizia. Per quelli più grandicelli sarebbe ancora quella un po' la rivalità. Sì, in realtà sì. Beh, con la contraria di Castello a quei tempi rappresentata da Filippo, rappresentata da Fabio Sani, ci siamo trovati a disputarci due fantini che in quegli anni andavano per la maggiore. Quali anni erano? Noi dobbiamo parlare da giovani, quali anni erano? Negli anni 80. Negli primi anni 80. La rivalità fra Andrea De Cortes e Silvano Vigni del Bastiano. Andrea De Cortes era un carissimo amico sia della contraria di Voltaire, sia della Lo chiamano come Aceto, capisci? Era amico di tutti, Aceto, vedrai? Sì, era amico di tutti, però c'è stato un periodo Filippo vi osserva, vi dei ascolta. primi anni 80, che con il mio amico Filippo se l'hai goduto, vai Aceto. ecco, c'è stata questa famosa rivalità, una rivalità schietta, senza colpi bassi. Questo è l'altro tasto, Poi ne parliamo al mondo d'oggi. Senza colpi bassi, perché in realtà è stata senza colpi. C'è stato quel periodo in cui i Vigni Silvano e Andrea De Cortes erano due fantini di Siena che correvano, uno nella contrada dell'Oca e uno nella contrada della Torre, cioè erano già rivali a Siena. Trovandosi a Piancastagnaio tutte e due insieme, c'è stata ancora più rivalità, perché sia uno che l'altro era un discorso personale che avevano. Nella realtà però c'era qualcosa molto di più. È stato un discorso. Poi se Andrea De Cortes, detto Aceto, ha avuto meno fortuna a Piancastagnaio che di Silvano Vigni, detto Bastiano, è stato un discorso anche di lavoro all'interno della contrada di Voltaire per cercare di, in un modo o in un altro, di cambiare le sorti di un Palio o di un altro. Quello fortunatamente ci siamo riusciti, con tutta l'amicizia che è restata con Andrea, con Filippo, con Fabio Sani, che a quei tempi erano i ragazzi come me, che si erano buttati nel Palio per cercare di venire fuori, veramente venire fuori, insieme a Borgo, che io ritorno sul discorso dell'Albani, che forse è stato un male, però per me è stato un bene, Certo. fa crescere il Palio di Piancastagnaio, perché la prima mossa che loro hanno fatta di portare Canapino a Piancastagnaio ha stimolato anche gli altri a venirne fuori. Perché se il Palio di Piancastagnaio è arrivato a questi livelli, è merito anche della contrada di Borgo, che ha mosso i primi passi verso dei professionisti seri, per portare il Palio di Piancastagnaio. E poi Canapino in quel periodo veramente era uno dei fattini più stimati come uomo. Leonardo io lo ritengo tuttora, ricordiamo il nome e cognome per i nostri amici. Leonardo Riti detto Canapino, secondo me, per quello che mi riesce ancora riuscire a capire sui cavalli e sui monti dei Fantini, era un grandissimo. E se guardi nel mio librettino c'è scritto che Leonardo ha preso 110 e lode
Guarda, per noi. È stato un Fantino che in realtà Non ha fatto un grande riusciva, però era un personaggio. Aveva un nome, aveva un nome, aveva Aveva un una cuore, qualità. aveva un cuore. Aveva Era un una signore qualità. povero, era. un signore. Io lo Oh, guardo. ora io... Ricordi, no? Scusami Peppe, volevi fare una domanda tu? E poi venne in Vera di Mario Vigni detto Castorino. Sì, e poi Mario Vigni, certamente. Mario Vigni detto Castorino che Poi è torniamo legata sempre al discorso di Vigni. Loro sono due bastardi, sia lui che quello che aveva venire in maiale a me per 4 anni. Sono due bastardi perché ci hanno sempre rovinato. Perché dice così Filippo? Io dice così Filippo perché ci hanno fregato l'Italia. Perché molte volte Hai capito? molte volte si diceva Poi persone eccezionali, persone bravissime, persone... Per poter vincere un palio in castello mi ha toccato a un Fantino che non era di quei livelli lì, però ha dimostrato che poi era un signore anche quello. Ricordo. Renato Gigliotti. Renato Gigliotti, ragazzi, Renato Gigliotti, Anche se il mio priore a Paglio Vinto disse meglio un paglio perso con Aceto che un paglio vinto con Gigliotti. ma infatti. E noi Vero. lo stavamo buttando così per l'aria E non lasciaste cascare. e ci scansavamo tutti e andò a finire in terra. Fece. Io in questi discorsi penso che Maurizio stia pensando a qualcosa sì. perché che lui non abbia ancora detto nulla. Maurizio si comporta Ma così. sta Ecco, quando Maurizio si comporta Mamma così, mia, Maurizio Maurizio. dice sì ai nostri amici. Sono state delle esperienze Con strada di Mamma Borghi. mia, guarda. Ma io, quello che ha detto voi, c'è poco da aggiungere, no? Quello che mi rammarico è che vedo che nelle contrade non c'è più un vero e proprio agonismo di contrada. Sì, Questi giovani. sì, questa è Vedo una un po' cosa. individualisti, un po'... Invece prima c'era veramente il cuore. Ora basta apparire, secondo me. Poi problemi principali. Sono poi è un po' la società, no? Cambia È tempo cambiata lì. sicuramente. Sono cambiati un po' le... Questo l'ha già Una spiegato Marco volta, un po' una volta ci nella voleva storia. di incontrarsi e invece oggi con i messaggini comunicano e non vedi più quell'aggregazione, quel sistema che abbiamo vissuto noi, che abbiamo E infatti prima c'era più aggregazione. Quello che avevo vissuto noi penso. Una volta dovevo parlare per forza con un altro capitano della contrada, oggi si mandano un messaggio, si guardano in faccia Sì, e credo che Maurizio e le sia cose, ecco, era ancora questo, più là. è questo, Cioè lui, se ho capito bene, non vede più la manifestazione collettiva della contrada, quindi Sì. è dell'insieme, Ma quasi come se fosse guidata o quasi nella persona. Sì, c'è un capo. Beh, questo anche prima, un pochino bisogna dire. ma no, Quello c'era anche prima. Ecco, quello c'era C'era, anche prima. però- Diciamola tutta perché... sì, c'era anche prima. Bene. Io dicevo una cosa perché probabilmente quando voi avete iniziato questa esperienza del palio vi siete accollati addosso anche tanti sacrifici, nel senso che non c'erano oppure non c'era niente. Volevo arrivare a questo. Perché Scusa, no. il discorso è uno. Noi, quando abbiamo pensato il palio, un forte lavoro io. perché i giovani di oggi sai che dicono? Dici sì, ma oggi i tempi sono cambiati, ci sono problemi, ci sono più problemi. Non è vero, perché i problemi c'erano prima. Prima Ora ancora ce c'erano n'è nato di di più. meno. Ce n'erano ancora di più, Ma di ce problemi. n'erano Noi ci dovevamo forse scontrare molto di con una più realtà problemi. comunale, Prima con una realtà di società sportiva che non c'è volata in campo. Dovevamo fare Certo. l'affitto alla società sportiva. Guarda, con il palio. Io Ecco, scusa, non ti voglio disturbare, ma Grazie. se te guardi sul libretto di 30 anni fa, c'è scritto tante cazzate, tante cose belle, tante cose brutte, ma comunque che provavi, addirittura sono 2 o 3 diciture che il comune non ci deva l'assenza a correre. Infatti lo Capito? minacciamo, Come no? lo minacciamo noi Capito? nell'80. Nell'80. Noi lo minacciamo che andavamo a correre a Bavaria. me lo ricordo Ti benissimo. ricordi? Capito? Sì. Noi lo minacciamo che andavamo a correre. Vogliamo ricordare il primo palio come fu disputato ai nostri amici? Perché oggi
noi al di là del discorso di tratte e non tratte, il primo anno, poi si è cambiata la pista quest'anno perché sembrava un ippodromo, ma il primo anno si è corso tra l'ippodromo e una pista da palla, perché o sbaglio, ce lo spieghiamo perché c'erano le gabbie e si partiva senza... Io Marco ti posso... Poi si è partiti anche con le Ti navi. posso descrivere un ricordo che ho particolare di quella giornata. Tra l'altro, voi avete il primo paio, dovete mettere 19 o 18. 19. Fu corso, Sì, è il 19. è stato corso il 19 d'agosto, io tra l'altro c'ho anche un'esperienza. Quando diciamo agosto? Il 19. Il 19 Il 19, sì. C'ho un'esperienza personale, io ti posso dire perché io avevo il primo nipote di una mia sorella che è Sì, 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 che lui hai ragione. praticamente è andato il 19 mattina, la sera prima c'è stata la processione, che è stata la processione, è stata spostata il 18 sera e la sera è venuta un'acquazzone che ha buttato all'aria tutta la pista. Tra l'altro c'era tanti del comitato e tante persone anche delle nascenti contrarie con le pare che andavano a levare il fango dalla pista. Un'ora prima io sono andato con la macchina, tanto si fanno i nomi, no? Sono andato con la macchina di Polugino di Chiatta, 128 era il presidente del comune. Sì. E abbiamo andati con i 128 verdi con l'altoparlante e io mi ricordo che avevo fatto un fogliettino in cui ancora mi ricordo che si diceva: verrà disputare la corsa di cavalli a pelo con batterie e la finale sarà abbinato il palio alle 4 puntate e facevo questo giro, però era piovuto, quindi ci furono anche dei problemi perché andavano su a arrivare l'acqua dalle cose. Però Giuseppe, considera che io stamattina ho visto un discorso che i pali sono stati partiti dal 1955. No, ma 56, quello è un discorso, scusa, non è... Il palio moderno. No, i pali degli anni 50 allora sono stati istituiti dopo il 51, che sarebbero stati i 200 anni della incoronazione della Madonna. Padre Eliseo che voleva mettere su un po' di non si chiama Padre Eliseo, si chiama... Il corretto si chiama... Cos'hai? Filippo, dici cos'hai però su quel libretto, Filippo si perché... chiamava Padre Eliseo Fratini. Fratini. Padre Eliseo Fratini, Padre Carlo era il fratello, che era venuto nel 48, hanno avuto questo convento su, che ancora loro ci stavano ma non era ufficiale. Certo. Nel 1951 bene, hanno avuto va bene, l'affidamento sì. del santuario. Siccome erano i 200 anni dell'incoronazione, erano, no, 1751 quanti secoli? Allora lui pensò, dice sì, però oltre a ripristinare i festeggiamenti religiosi bisognerebbe fare qualcosa prima. Allora il palio non si chiamava palio, si chiamava Bravio. Lui l'aveva fondato come Bravio. Tant'è vero che lui, mi ricordo che lui andava in Viterbese a cercare Fantini e mi ha raccontato che una sera ha rischiato anche la scarica di botte. No, io lo conoscevo bene Padre Eliseo. No, ma io siccome io ci ho parlato una sera 3 ore prima che morisse, mi è dispiaciuto, mi è dispiaciuto che in questi 40 anni prima che morisse Non c'è stato da parte ricordo. dell'amministrazione delle contrade nessuno L'ha mai ricordato? l'ha mai ricordato. Mai, è vero. È stato dato è un vero. premio, è stato dato un premio per prendere un castatore. È Il vero. professor Madioni mi diede una statuina che non Beppe, sono vede perché era d'accordo con là. te. Padre Eliseo meriterebbe un palio straordinario. Però ecco, io vi posso dire come venivano dipinti quei pani. Però Qualcuno ce l'ha. Volevo continuare il discorso. di Sì, questo allora Maurizio torniamo a te. Non che sia stata una parentesi, questa è una parentesi importante perché ci riporta alla storia che è poi l'origine del nostro incontro. Dici Maurizio, vai. Dicevo che questo palio nella società alcanese ha portato tante iniziative. Guarda il castatone che non esisteva più, era finito. Sono le contrade che hanno fatto rivivere il castatone.
Certo. Abbiamo investito soldi in tasca nostra con la paura che non si sapeva come andava a finire questa stagione e come andava a finire il contratto. Di conseguenza, queste cose i giovani devono sapere. Abbiamo capito la difficoltà che abbiamo avuto, Non le capiscono. che abbiamo avuto per tirare avanti questo palio e questa manifestazione, che poi sono nate altre manifestazioni dietro il palio. Certo. Io Senza senz'altro, star a citarle tante. io senz'altro Intervenire. Era questo il nostro scopo di fare il palio straordinario dei 50 anni del Castellano. Ma nessuno te l'ha neanche No. un'anticipazione. Siccome te, Filippo, hai detto che i giovani tante cose non recepiscono, io ti dico l'esperienza che ho avuto all'80 a lungo. Sabato sera c'era un pianino dentro la Certo. strada. Io mi sono messo lì con questi ragazzi a spiegargli, diciamo, loro mica si conoscevano queste cose, male, Può darsi, perché esatto, probabilmente le ma- dirigenze Nobel non ve l'hanno raccontate. Può Però darsi. si sono ragazzi, messi io lì però non sono e mi hanno- d'accordo. e mi hanno ascoltato non sono d'accordo. anche Con interesse. con interesse. Io non sono d'accordo perché con tante te. cose, secondo loro, quelle che raccontavo io, secondo Sì, loro, però, ragazzi, io facciamo parlo, anche un mea io culpa. parlo, siccome Facciamo quello che ho un- parlato io, chiaramente. Facevo anche un mia colpa, perché in tanti, io Non vedo è tante, che non è tante realtà, io vedo tante realtà che ho vissuto nella contraria, di gente che a un certo punto stufata, abbandonata, nessuno si è curato effettivamente di star lì e dirle, raccontarle queste cose, perché effettivamente anche io quando mi metto a raccontarle vedo che c'è voglia di sapere, interesse. c'è voglia di sapere, però in quanti sono Curiosità. in quanti curiosità e sta attento, è una curiosità, è sana una cosa, Esatto, è una cosa importante è la perché ti curiosità fa che- sviluppare, è La curiosità. curiosità ti sviluppa poi. E però in quanti siamo venuti via dalle contrade, in quanti non siamo più dentro le contrade e vedemo soltanto da fuori e non avevo trasmesso. Tutti quelli che siamo qui siamo completamente esclusi da No, per io sono motivi- dentro io sono Tutti dentro io ancora. no. Sono Ma io dentro, sono comunque- dentro e per questo ti voglio contrabbattere un attimino Maurizio. Sì, noi abbiamo avuto molte difficoltà, ma non pensate che non ci siano anche oggi difficoltà. Perché loro devono contrastare, Ah, voglia. devono contrastare, sì, ci avranno l'amministrazione che l'aiuta e tutto, però ci sono talmente tanti No, leggi. Chi no. prende una carica ora in contrada prende delle responsabilità enormi, ragazzi, che forse noi non ci siamo d'accordo. Prima diamo le cariche così, Così e e via, via. dove? Ora chi prende No, la carica ascolta. veramente si mette a rischio È un personale. imprenditore. Ascolta Marco, io ti posso dire una veramente cosa che Daniele me la può condividere. Noi eravamo nella vecchia sede della contrada di Castello giù perché la vietta in Via campo. Barbini. Passo via Barbini, Sentimmo passo venire Fabio giù, Sani come uno che e mi si camminava. dice, ma che fate qui dentro? Che c'è la riunione? No, c'è un po' di... E lo facete Entrò, presidente. mi faceva vedere 20 anni. Sì, però ti volevo dire, vedi, voi pensate un attimino ai primi crastatoni che si facevano noi. Cioè, mettevi dentro che ti pareva, non c'era problemi, non soltanto sulle leggi, sulla somministrazione. No, c'erano anche- Ci sono- c'erano no, anche- a sti livelli, no, a sti livelli, ragazzi. Sì, vabbè, ma sti livelli è è cambiato, però- ci sono però- la società è cambiata, volete Per vedere? questo, perciò Cioè, le difficoltà non ci fosse sono sempre difficoltà. e io do un forte, Ma non ti detto cioè, che io non ci sono. li incoraggio questi ragazzi e penso che facciano un lavoro eccezionale. Io ecco, darei più una colpa di siamo stati anche noi, che forse li abbiamo abbandonati troppo. Loro sono voluti crescere, sono andati avanti, però noi ci siamo levati. Noi ci siamo levati, ci siamo messi da una parte e ci siamo autoesclusi tante volte lasciandoli un pochino a crescere Io da oggi soli. vedevo E quindi Marco, è ci brutto, siamo perché levati. io guarda, lo Ora- stavo a dire con lui l'altro giorno. Cioè, a loro due le andrebbe fatto un monumento come a te e del resto. Perché effettivamente portare Aceto a quei tempi era come se fai un festival del cinema ora e porti Brad Pitt, ti volevo dire. Hanno portato il top del top che ci Forse- deve essere nei pali. forse- Quindi ti volevo dire, scordate tante cose, ma anche colpa nostra se si Quando scordano. dici Perché noi dovremmo forse insistere, quella dovrebbe essere un cosa collegamento per tra miste anziani e tra giovani. gioventù e anzianità, forse era bene che ci fosse stato. Aspetta, c'è stata Un po' di mix. c'è stata una rottura nelle contrade e questo non lo potete negare. C'è stata una rottura nelle contrade dal momento quando l'Albania ha detto che noi portavamo i figlioli e dormivano nelle panche. Quando questi figlioli sono cresciuti, ci hanno esclusi.
No. Sì. No. Io sono ancora dentro, ragazzi, io capisco sto fatto. Io mi ci sento, sono ancora dentro e mi ci sento dentro. No, in un certo senso no. qualche d'uno è stato contento anche di essere di escludere. Io Però la colpa è sempre la nostra che probabilmente non Marco, abbiamo io nella saputo politica che io il capitano in parte è no, che io e il mio capitano in parte no, siamo perché stati noi ci siamo abbastanza esclusi Sì, da questo discorso. sì. Va bene? Perché noi ci siamo esclusi da questo. Andiamo nel profondo dentro. Ma Che ti sentivi te quando andavi nella contrada e ti rendevi conto che neanche sapevano chi eri e quello che avevi fatto? Maurizio, questo a me non è successo. Però devi a me allora sì, Questa non è tramandato, non è successo. Io forse ho avuto una fortuna. Eviti un paio di errori che io ho avuti dei figlioli che giustamente, come ha detto Albani, sono nati in cima alla panca, perché la sera che è nato il mio figlio, che la mia moglie ha perso le acque, io ero in contrada. Ho avuto la fortuna che i miei figlioli sono nati in contrada e hanno seguito la contrada. Quel momento di debolezza che io potevo avere di non andare più in contrada dopo tutti gli anni, dopo tutte le vicissitudini che ci sono state, perché ragazzi non ci ascoltavano, che bene o male, noi abbiamo preso una festa in mano che stava finendo, del Crestatoni. Vabbè. No. Ci siamo presi in mano una festa che era finita. Perché discussioni E noi eravamo nelle condizioni, finita. noi non eravamo nemmeno nelle condizioni Eugenio, di mano. lo sai io dove C'è stata la nostra grande volontà. dopo 14 anni di Noi si faceva spaghetti. dopo 14 anni più facile. lo sai Ora dove sono come andato ora io? si hanno i risultati di quelli che si Come stavano per il ottenendo. babbo di qui presente in castello, caricavamo le marmitte nell'ape e andavamo. Lo sai io dove mi sono trovato? Lo sai dove mi sono trovato? E si metteva a tavola sempre maggiore anche 200 quando il persone, mio figliolo ha avuto il culo di 20 Come no? tupati, ma completamente ma non perché l'ha voluto lui, ma completamente cadato fuori. Io, capito, io 14 anni di presidenza, Cristaccio Filippo, Fabio mi ha tagliato completamente fuori, capito? Filippo, io questo comprendo e io sono pienamente d'accordo che qualche contrada abbia avuto, o qualche contradaiolo abbia avuto la difficoltà di continuare all'interno della contrada senza sentirsi escluso. Io fortunatamente nella mia contrada, io parto nel presupposto della mia contrada. Giustamente come ha detto il Perini, ha detto io a volte con lì mi sembra di essere come me, io mi resto da lui, sinceramente completamente noi invitati, forse perché io ho avuto la fortuna che i miei figlioli all'età di 13-14 anni sono entrati lì dentro alla contrada, hanno tirato avanti e forse a me quello mi ha aiutato, perché sennò io avrei fatto come voi. Sicuramente io avrei fatto come voi. Però considerando che i figlioli erano all'interno, poi la mamma va a vedere e te vai incontrata e sei rimasta. Sì, come è successo, perché giustamente come succede ora a me. Giustamente come dite voi. Ora io ho dentro tutta la famiglia. Tanti ragazzi di contrada. Io volevo dire, cioè loro conoscono me nipoti, e io non conosco loro. tu, certo. Cioè a me ieri sera mi arrivano due ragazzine che erano lì a servire prima di venire alla festa delle bandiere. Grandissima festa. E mi rimane sempre ogni anno più significativo. Che ne so, mi rimane sempre così. Sono arrivate due ragazzine però un po' di voi e l'ho detto, ma te, città mia, dico, Di chi sei? Di chi sei bello? ma è venuto spontaneo di chi sei? In generale, capito? Mi ha spiegato chi era il suo babbo, ma ho detto io non ti conosco. La cosa più bella di tutti è che questa ragazzina mi ha guardato e mi ha detto, io ti riconosco perché te sei babbo. Ho capito, Morini, ma Cioè, ascolta, ma è vero, devo dire. io ti riconosco perché te sei babbo. Ma l'ho detto, dice, ma te sei Eugenio?
sì, è vero, Ma io ma ti io capisco. attento. Dice, però te sei qui dentro. Cioè io non... Fai parte della storia. Però, Se beh, fate la sentito, cioè, loro che ti non conoscono. posso sentire. Se parli con l'altri contraddittori tuoi vecchi, dicono che si sentono esclusi. Ma perché non vengano? Ma perché non vengano all'interno delle contrade? Ma Ci cioè, non è vengono. che bisogna essere incensati, Ci Maurizio, vengono. ma non è che bisogna essere incensati. Io non ci vo lì pensando che mi devono incensare perché sono stata la storia della contrada. No. Ci vo io ti volevo dire, l'anno scorso No, ho allora- avuto tutto il mio escurso, sono stato priore, sono stato rettore, tutto. Io l'anno scorso alla cena alla cena propiziatoria ho preso i piatti e sono andato a servire la dirigenza attuale, capito? Io mi ci metto con umiltà, non è che pretendo di essere quello è incensato, c'è non è che perso- pretendo di essere incensato, No, ma non è forse che- anche la mentalità ma, che ci ma sente guarda, ma scusa, all'interno. no, ma scusa, la mentalità, se uno sta lì anche se è stato presidente, io sono stato presidente e capitano, senti il paio da presidente, va bene, abbiamo portato Canapè e siamo stati primi, abbiamo fatto le bandiere stampate e siamo stati primi, va bene, poi dopo ho lavato i piatti, ho apparecchiato, ho fatto di tutto, piano piano ti hanno escluso. Sì, hai ragione, ma infatti io quante volte, Marco lo sa, è testimone, quante volte, ma poi la notte della bandiera è nata proprio per questo, per dare più importanza alla figura del priore, Ecco. Grazie. So che c'è stato così. Cioè, nel senso, è quello, era da sviluppare quello, però vedi, il discorso che poi si riallaccia, perché ci siamo levati? Perché la figura del priore all'interno della contrada potrebbe essere una figura di una persona matura, perché è quello, Ma io porta in tutto. Questo io l'ho sempre sostenuto, che quando mi perfetto. ritrovavo in comune a fare la riunione dei capitani e non c'era le persone di una certa età, ma c'era chi ha azzardato a mettere un ragazzetto, secondo me la riunione non aveva il valore che doveva Prendevo avere. l'esempio da Siena, a Siena non ci sono ragazzi. ragazzetti. Allora, Io ho sempre detto che ci vorrebbe le persone a una riunione in comune con una certa serietà. Io la cravatta Una no, certa però età. una certa età e serietà, è chiaro. Ma quando che tante volte ci siamo trovati alla riunione in comune con il sindaco e un capitano si alza e dice io via non corro in palio, quelle cose non dovevano esistere. Sono successe anche queste. Sono successe. Ma E magari io ho non sempre era. sostenuto Qualcosa è che la successo dirigenza prima. della contrada Però- deve avere una certa personalità. Nell'82, quanti anni avevo io? Che ne so. No, 67 ore, falli il conto, quanti anni avevo? Ma è vero, questo è l'errore che facevo, ha ragione. Oggi no, dei capitani che hanno 40 anni, non so più Ha ragione, ragazzini. perché a me li vedevo ragazzetti, ma non sono ragazzetti, sono questa ha ragazzi. ragione. Io l'ho fatta Sì, perché è ero vero. priore a 26 anni, Cioè, però però- forse era una fronte, era un'altra realtà all'epoca, sì. no, il discorso che state toccando ora Sì. è molto importante, Ma perché questo penso di sì. si sta toccando la rappresentanza della contrada, insomma, la dirigenza. Questo Marco l'ha sfiorato, sai quante volte siamo detti alcune cose. Io ora magari dovremmo fare un'altra puntata. Ormai ci siamo tuffati un po' ai tempi d'oggi, abbiamo un po' saltato un po' di storia, abbiamo saltato i motivi per cui per esempio fu istituito il magistrato delle contrade, che fu il famoso palio del 92, che ancora dello Scheggi, se ricordo bene, che ancora ha preso un comune, e da lì è venuta fuori questa figura che cercava di andare Questa Palio esigenza Palio. di Esatto, il famoso palio che rischiò anche di interrompere, ricordiamocelo queste cose. Ma io Sì. infatti volevo dire una cosa. No, volevo aggiungere sul discorso di Mauro, che dice noi quanti anni avevamo, ma avevamo iniziato noi a fare. Ma ora, ecco, voleva dire dici Beppe, dici. Perché cerchiamo di andare il capitano ha più di 40 anni e Ho capito. è entrato dentro la contrada. No, E ha imparato quello che la contrada l'ha Ma non è un insegnato. ragazzetto, non è una figura un del ragazzino. ragazzetto. non è una comunicazione, E ne è uno sprovvenuto perché si è nato dentro la contrada. ma c'era tanto che Per si esempio, dentro Mirko- la contrada, non sei un ragazzino. Mirko c'è nato certo. dentro la contrada. Anzi, Ma Mirko c'è nato dentro la contrada. certo che c'è nato. Ha vissuto Però la non è il discorso esperienza. che fa, non è il Ha fatto discorso. l'esperienza dal lavapiatti a capitano. Ascolta, ho capito, ma non è il discorso che dici te quando te dici che noi eravamo ragazzetti.
Ma noi l'avevamo iniziato il palio. Non abbiamo iniziato da 3 anni. Erano i più anziani, dai. Erano i più anziani. Però Quando che eravamo insieme io, Carlo, Volpini e Antonio. ma le cose sono cambiate. Un esempio è quando 50 anni fa si entrava nel mondo del lavoro e si maturava prima. Ora Stesso, a 25 anni sono figlioli piccini, quindi i rapporti non si possono sempre fare in maniera semplice come cerchiamo di farlo. Dici Peppe, che volevi dire? Io dico, una domanda che mi farei, no? La guerra noi ce la dobbiamo portare dietro tutto l'anno. E invece dall'1 al 18 basta, avanza. Basta, avanza. Il presidente della bandiera e capitano. Basta. Da quel momento è pari. Io però vedo che io dall'esterno, perché io vedo che durante l'anno non esiste tutte le iniziative Se ci no non esisterebbe il palio se non ci fosse tutto l'anno questa guerra. ci sarà un po' fatica, però c'è. No, ma ci deve essere. Ma Allora, cioè, la nostra forza è la competitività. E su qualsiasi cosa, noi dobbiamo fare anche la gara. È l'agonismo. Anche se facciamo una gara a chi sputa più lontano, invece viene. È l'agonismo, senz'altro, ma mica dico. Ma ascolta, fragonismo e vandalismo. Ma sì, e vandalismo, vabbè, siccome c'è anche questo, è questo il problema nostro grosso. Ma lo Che se noi, sportivo. lo sportivo Allora, va bene, io ho sempre detto, se riusciamo a mettere dei paletti Marco, fra la goliardia e il vandalismo, noi siamo a migliorare. Marco, ti dico com'è il pianese. Se io e te siamo di Piancastagnaio, lui è di Piancastagnaio, ma te sei di Gamo? Dice sì, io sono di Cottaio. Sì, Senza, ma va bene, ma mi va sembra benissimo, capito? va Ma benissimo. io sono di Cottaio. Ho capito, sono convinto e deve essere così. Io se dico sono di piano, sono di Cottaio, di Castello. no, Frappianesi. Frappianesi. Se io dico sei di Gamo, non io sono di Cottaio. No. Io sono di Borgo. La rivalità. Ma in un certo senso sì, è come per esempio Sì, ma dai, io ci sono deve andato essere, tutti ci su- deve essere, però ci deve essere anche dice sono di Siena, di Viale Contrada, di Fosse, di Viale Contrada. Allora, distinto di Siena, Ti rispetto e... abbiamo 5 minuti ragazzi. Sì. Ma perché il tempo è Ragazzi, volato, ragazzi, Ma io grazie dei ragazzi, Io perché sai, volevo- i ragazzi sono stati. Comunque qui è stata una battaglia come la prima e la seconda guerra mondiale qui c'è stata. I giovani di oggi si trovano già un territorio che è stata guerriglia per poterlo avere, perché i confini erano altri che questi. Per aggiustare cose, perché anche un addobbo venga in una maniera diversa, venga più bello, venga più... e dire... La costa della Sor Elvira, che era metà di Castello e metà di cose, lasciamo tutto a Borgo che tanto è più territorio suo che il nostro. Quindi i nostri giovani oggi queste cose non ce l'hanno più. Ora hanno la bandiera, il portabandiere è lì, hai visto, la sera mettono sulle bandiere, non c'è più discussione. Questa è stata una battaglia che noi abbiamo sofferto, grossa, è stata grossa. E andava all'aria tanti altri accordi per una bandiera. Bruci una bandiera e magari il capitano aveva fatto accordo con quella contrada, uno che si andava, faceva un dispetto e si diceva addio, o lei e te non siamo più niente. Cosa che non dovrebbe succedere tra la dirigenza, se la dirigenza sono persone di un certo livello, di un certo spessore. E questo che io dicevo, Allora, indipendentemente di quello che fa il ragazzino in giro che brucia una bandiera, io sono fatto accordi con Eugenio, non deve saltare l'accordo. È quello che... Invece magari Però sono saltava saltati. tutto, Però sono saltati. lo so, appunto, Beh, ma oggi le cose, queste cose non ce l'hanno più. E i dispetti se ne fanno. Io per esempio ieri sera dico perché non siete andati a cantare Però sono saltati. delle contrade Specialmente con Italia, e invece no, tutti ognuno a casa sua ma perché si sono creati dei momenti. si spera a questo che punto, culturalmente loro si sono creati, visto che non c'è secolare, loro se la sono creata, ormai hanno dei momenti. Il momento per andare l'angolo perché è il 17. Ma non è... secondo ma me si stanno creando un protocollo, però scusate,
sono passati di 5, ne sono rimasti 3. Peppe lo fa una domanda, perché poi la proposta che vi fa è questa, sempre se ci ospita qualcuno da un'altra parte, tu già hai detto, perché qui stasera sono venuti fuori temi importanti e credo che aver saltato buona parte degli anni 80, ma sicuramente tutti gli anni 90 e i 2000, insomma stiamo parlando di 40 anni, perché io vi invito già al prossimo vostro intervento, se c'è qualcuno in più, tanto meglio. La parola a Peppe, poi andiamo verso la conclusione, il percorso ci un'altra volta se siamo d'accordo. Io per me Perché io ritornavo vorrei lanciare un messaggio anche a questi ragazzi, no? Ritornavo alle prime domande che si facevano, quanto ha pesato nel corso di questi anni anche l'indifferenza delle istituzioni, anche del comune. Io, per esempio, mi ricordo un articolo di Maurizio Boldrini negli anni 80, un articolo cattivissimo, proprio sui confronti del padre di Pian Castagnaio, no? Era intitolato "Questo padre non sa da fare", no? sì, ma lui ascolta Peppe, No, non sapeva da fare, perché lui aveva il discorso di dire che finiva la festa dell'unità. No. Mica scherzi. Filippo, fammi finire di parlare, Andiamo a questo padre che Io da fare una cosa cose da A alla Z, per fargli capire al comune che era una cosa che c'era tutta una giustamente come dicevate voi, c'era questo puntà perché si pensava che era una festa che non durasse. Però io però veramente mi rendo conto, vedendo dall'esterno ora, che c'è una bella partecipazione. Io anche durante l'anno voi parlavate delle contrade, però io dico per durante l'anno vedo delle iniziative che portano avanti le contrade e che rispondono. Guardate, ora voi mi direte, ma te sempre queste cose. Quando nel 2000 l'ultima processione che ha fatto Conselio, guardate perché è importante, era rimasta una storia di Venerdì Santo in chiesa che non la portava nessuno, era rimasta una statua in chiesa perché non c'era gente per portarla. Quando il prete Don Antonio ha chiamato le contrade, che chiamavamo per Venerdì Santo, mi dice ce l'ha dato una mano, dice io ho visto che tutti gli anni questi ragazzi partecipano, come la processione alla Madonna di San Pietro. Scusate se entro in questo argomento, no? A volte si discute in paese, si dice sui sacri e il profano, ma questa processione è un corteo, questa processione, sai che dico? Ragazzi, le contrade, la loro Madonnina se la portano in groppone da chiesa parrocchiale al santuario. Se la portano in groppone. È sempre stato così, è vero. È sempre stato così. Probabilmente ci credono, se no direbbero che la lascio lì e la porti col camion. Questo l'ha detto anche. Perché questa è già una cosa, Bravo. cioè è il segno di qualcosa che sicuramente non è vero. Perché le contrade fanno la festa alla Madonna di San Io mi ricordo il vescovo che c'era E il prima, palio della Madonna te di l'ho San detto Pietro. 10.000 volte, il vescovo Meini quando lo accusavano, ma vai a Pian Castagnaio, vai a quella processione che è diventata una cosa folcloristica di Ma non è comunità. folcloristica, perché No, è la no, nostra Madonna. Scusa, lui dice, sai come rispondeva lui? Ogni sacro ogni Ma profano, sai la come nostra rispondeva? Madonna. Lo sai come rispondeva lui? Lo sai come È la nostra rispondeva? Madonna. Io diceva, io ci vado, perché so che c'è gente brava, lo fanno con cuore, con passione. Io mi fermo, saluto la gente, quando arrivo su cima dico due parole, mi ascoltano, perché è una cosa importante. Scusate se so, però era una cosa che ci tenevo a dirla, perché a volte dall'esterno si può... Aspetta. No, io ho finito, ecco. Allora, io innanzitutto devo ricordare una cosa, che come ha ricordato Alessio, la salsiccia, il mazzafegato, che ancora è tutto intero, il che
Già questi giovani d'oggi potrebbero dirci qualcosa, è stato offerto dalla Macelleria Busso, quindi di Via Castagnaio, tutta insomma. Cosa roba ha benissima. offerto stu presente di Alessio? Niente? Sì, Alessio ha offerto il vino, ha offerto il pane, ha offerto i locali, innanzitutto, più che Alessio la famiglia, più che altro Ambra, sorella. Però io volevo dire una cosa, abbiamo toccato, era normale che accadesse, ormai è passata quasi un'ora, tanti argomenti. Belli. Tanti importanti. Io vorrei da voi veramente 2 parole perché abbiamo 2 o 3 minuti, inizierà a lampeggiare oggi Certo, che è vai, finito. vai. Un messaggio di poche parole ai ragazzi delle vostre contrade. Ma figura. Uno ciascuno, partendo da Marco Pagno e facendo il giro di. Mario, veloci. veloce, il messaggio è che continuino così, te l'ho detto, che riescano a lavorare insieme durante tutto l'anno, però di continuare così perché sono veramente ragazzi tutti eccezionali, abbiamo cresciuto veramente ragazzi eccezionali. Ecco, vantiamoci noi di questo, che all'interno delle contrade abbiamo cresciuto dei ragazzi veramente eccezionali e l'abbiamo salvati anche da tante cose che ci potrebbero essere all'esterno e che invece all'interno contrade tanti principi e tante sono state rispettate, tante regole sono state rispettate, quindi sono cresciuti bene. Grazie. Tanti valori. Grazie Mario. Daniele. Io veramente sono contento di quello che noi abbiamo fatto e quello che si vede oggi, perché secondo me sono cresciuti abbastanza, e anche se so di età poco matura, c'è dei ragazzi Ai nostri occhi. sono abbastanza io sono orgoglioso anche del fatto che quando si trovano in difficoltà qualcuno mi chiede delle cose bravo. da quelli più anziani, quindi sembra che qualcosa ritorni e speriamo che vada avanti in questa maniera e che si rendino conto che non è tutta giovane la contrada. Filippo. Ma Filippo dice che non è entusiasmo come Daniele e come Marco. Non vedo la convivialità, cioè non si ricordano più degli anziani. Non ci contattano, non ci fanno niente. Vedi questo distacco, vedi Questo questo distacco. E che Però va va bene. bene, una casa di riposo. Maurizio. Ma io dico sempre che col passato si crea il futuro. Ma infatti E il passato insegna per proiettarsi nel futuro. E secondo me nelle contrade, non solo nella mia, manca questo rispetto del passato. Quindi se ricalchi un po' il discorso di Filippo. Sì. Beh, però non è che siete molto lontani tra di voi, c'è chi fa una riflessione più da una parte e chi dall'altra. Va. Non capisco questo Beh, dico la cosa. Scusa. Noi abbiamo fatto tanto, penso veramente tanto per il paese. Io mi auguro e vi do un augurio a tutti di continuare questo che noi abbiamo creato, di continuarlo più a lungo possibile e per sempre. Certo, grazie. Quindi un messaggio al futuro di Mauro. Eugenio. Ma io penso, parlo della mia contrada, parlo dei miei ragazzi. Di te, ti voglio sentire Eugenio che dice a qualunque ragazzo di La contrada. mia banca ha funzionato. Quindi torni sulla banca iniziale. La mia di banca Mauro. ha funzionato perché vedo dei grandissimi ragazzi all'interno. Vedo delle ragazze che hanno 17-18 anni che veramente mi rispettano. La contrarietà forse è fortunata per questo, io non lo so negli altri. Però io dico, ragazzi, Sono ottimista. io sono ottimista, sono veramente ottimista, perché anche ieri sera io ho visto tanti ragazzi, i ragazzi di 20, 25, 26 anni lì, a farsi la cantata, a rappresentare il suo proprio paese, la sua propria contrada all'interno di quella piazzetta. E secondo me, io vi dico una cosa, noi vecchi, io mi ritengo un vecchio di contrada, perché ho 60 anni, mi ritengo un vecchio. Io secondo me, noi abbiamo lavorato bene, perché tanti ragazzi, molti ragazzi, il 99,99%
è cresciuto su Sacco. Io sono d'accordissimo. Peppe, lampeggia signori, quindi stiamo proprio allo scadere. Peppe, 20 secondi. No, io con ciascuno di loro penso di aver avuto a che fare in questi anni, per amicizia, per tante cose. Anche per il ruolo di giornalista. Anche per qualche scontro, perché Certo. ti dico, però ecco, sono d'accordo che loro sono, il 19 agosto del 79, loro sono diventati un po' le radici di questo Palio che è nato. Ecco, così, e penso a tutti. Permettetemi, si può questo ricordo, penso a tutte le persone che non ci sono più, Bravo. non ci sono più, a cominciare da quello lì, a questo babbo, a quella gente che andavano su tutte le sere alla Madonna per vedere di fare questi festeggiamenti, e poi guarda caso con quella corsa, guarda caso che hanno tirato fuori, perché poi dopo siete subentrati voi. Certo, dagli anni 50 e 60 poi c'è stato il salto. Capito? E sono contento, anche io mi emoziono, guardate che ieri sera io le bandiere, c'è stato un momento quando poi uscivano dalle 4, Certo. veramente è stata una cosa bellissima, che si faccia di tutto anche da parte delle istituzioni, si faccia di tutto perché questa è una cosa Questo lo volevo Va dire. salvato. Se questi ragazzi giovani non ci riescano, io direi una cosa. Noi gente un pochino più anziana, ora lui dice anziano sei te, non lo so io, sei sempre un vecchio di mezzo. Dico, anche verso le istituzioni, se il ragazzo di 25-26 anni non viene ascoltato all'interno dei comuni, delle istituzioni, della provincia o di chi ne va a capo, cioè un giorno veramente anche noi rimettiamo le mani in pasta. Diamogli una mano, Diamogli supporto, sostegno. il sostegno, non è che noi possiamo potete dare la mano si con può la Allora, fare ragazzi, la vostra saggezza, volevo dire. Ragazzi, la prima cosa grazie, innanzitutto, questo io la chiamo la puntata 0, però vorrei finire con una cosa, diamo valore al valore, e qui di valore ce n'è tanto, qui dentro in questo momento, ma come avete detto tutti, c'è chi con una sfumatura più bianca, una un pochino più grigia, c'è sono storia centenaria, non è di oggi. Bravo. Quest'anno ci sono i 600 anni degli statuti e sugli statuti c'era scritto Borgo, Castello, Stretto, Occoro e Voltaia, c'era già scritto, quindi non l'abbiamo fatto nel contrario, come territorio. Non si sono rivestite di colori e di rivalità, tutto qui, e questo non è poco. Vi ringrazio tanto e salutiamo gli amici di Meate News, i nostri giovani di Contrada, e buon fare a tutti e ci rivedremo prestissimo.